Capitani coraggiosi, le aziende e i manager che fanno grande l'Italia. Tra le eccellenze del Polesine, Danilo Rigosa. È un maestro di canto tra i più affermati in Italia ed è a Bellombra, c'ha il suo studio, la sua scuola, e quindi la prima domanda. Tu sei bresciano, cosa ti ha portato qua a Bellombra, tra l'altro, non solo nel Polesine, ma anche nella frazione di Adria? La storia è un po' troppo lunga da raccontare. È stato l'amore. Questo è la chiave di tutto. Sì, io dovevo cantare in un'altra città per motivi che adesso non sto qui a raccontare. È saltato, ero libero. Si è ammalato il basso, doveva cantare qui a Adria il Barbiere di Siviglia, Don Basilio, e ovviamente mi hanno chiesto, sapendo che ero disponibile, mi hanno chiesto se venivo qui, ho incontrato mia moglie l'amore fa... e mi sono trasferito praticamente dopo pochi mesi, ero già qui cittadino adriese. Facendo un escurso del tuo passato artistico, tu nasci dalla Fusion, chi è vecchio come me ha amato fortemente la Fusion, PFM, Orme, Banco del Mutuo Soccorso, tu eri un percussionista tra i più affermati, hai creato un gruppo con Mauro Pagani, che ricordiamo uno dei componenti della PFM, e poi hai avuto questa folgorazione per la musica lirica, perché? No, non è stata una folgorazione, è stato un passaggio stranissimo. Perché ho continuato a rimandare il militare finché potevo, ovviamente per fare il cantante rock della musica fusion. A un certo punto non ho potuto più saltare il militare e tornando ho trovato le porte chiuse, passati un anno e mezzo, anzi più di un anno e mezzo, perché è il periodo del terremoto in Friuli, quindi mi hanno prorogato il militare, sono uno di quelli che ha fatto il militare più lungo della storia, e quando sono tornato ovviamente avevo perso tutto il circuito della musica rock, della musica pop, e a quel punto dicevo vabbè, adesso mi laureo, avevo rimandato tanto il militare, mi sono laureato in farmacia e in biologia, e per mantenermi agli studi ho visto che al Teatro Comunale di Bologna c'era un bando di concorso per entrare nel coro. Avendo un percorso arretrato un pochino particolare, io sono ex balbuziente e mio padre da piccolino mi ha fatto fare la respirazione diaframmatica, quindi per me la respirazione diaframmatica era qualcosa di insito, quindi quando poi mi sono presentato a cantare nel coro mi hanno preso immediatamente, e con questo mi sono mantenuto agli studi, mi sono laureato e ovviamente ho cominciato a amare la lirica. Allora, io mi sono preso un po' di appunti. Nella tua prima vita artistica, con una tournée con Jerry Mulligan, Astor Piazzolla, Deodato, come percussionista. E poi invece abbiamo parlato e spiegato perché poi ti avvicini alla lirica. Hai questa scuola, tra i tuoi artisti più conosciuti c'è Vittorio Grigolo si dice, Grigolo, che tra l'altro ha fatto con te. Tu avevi già la tua scuola, ma ha fatto una scuola, un'academy. Cioè, voglio dire, quando io ho debuttato c'erano 450 possibilità di lirica minore prima di poter accedere agli enti, ai teatri di tradizione e poi agli enti lirici. Quindi c'era la possibilità di sperimentarsi, di migliorarsi e prima di arrivare ai veri teatri importanti. Oggi questo non c'è più. Dai 450 siamo arrivati, mi sembra che siano 6 o 7 in tutto le possibilità di lirica minore. Non ti dico poi neanche i festival sono rimasti 2, eravamo pieni di festival, d'estate ogni città faceva un festival dedicato alla musica, che fosse lirico o sinfonica. Oggi non Ma è per una questione di budget o una questione proprio di poca sensibilità verso il settore? La poca sensibilità ha portato a un calo del budget, perché noi ci riferiamo sempre al FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, quindi lo Stato. Lo Stato basava sui biglietti venduti, sulla capacità di organizzare, quando poi la capacità di organizzare veniva meno. Noi sappiamo benissimo che la politica in Italia non ammette molto la cultura, non capisce la cultura, uno addirittura dice che con la cultura non si mangia. Allora, inizialmente avevo fatto un circuito di opere veneto sulle mie spalle, tra i quali poi ho debuttato anche Vittorio Grigolo, Riccardo Zanellato, vengono fuori da questo circuito. E Vittorio è quello che si è ricordato di questa cosa e dice no, dobbiamo aiutare i giovani e voglio essere anch'io parte in causa assieme a te, e abbiamo fondato questa VD Musica,
che è un'associazione che non solamente forma i ragazzi, ma tende poi a farli anche debuttare, cerca di aiutarli nel debutto. Tutti pensano che la lirica si canti esclusivamente con la voce. È vero, noi non usiamo il microfono, quindi dobbiamo usare la voce, l'apertura della nostra gola deve permetterci, ma dobbiamo interpretare dei personaggi. Quindi c'è un mix tra Ecco, attore. non si può pensare di avere solamente la voce. La voce, a mio avviso, vale solo per il 30%. Ah sì, Il resto del 70%, perché io non posso cantare a piena voce tutta l'opera. Per quale motivo? Ma non tanto perché, ma perché le emozioni che il personaggio vive si evolvono, non permettono di cantare tutto a piena voce. Se io devo fare un duetto d'amore, ci potrà essere 2 note, potenti con le altre il saranno do di soffuse petto. perché deve uscire il sentimento, deve uscire il trasporto appunto emotivo, no, attraverso Sì, la sì. voce. Perché io, a mio avviso, la voce resta esclusivamente un mezzo di comunicazione. Poi guardiamo la comunicazione. Tu eri molto critico anche in un'intervista che ho seguito sul fatto di chi abusa della sua voce. Se la voce, hai detto, è uno strumento che deve essere coltivato, non abusato, perché poi dopo lo paghi. Esatto, lo paghi. Vale sempre il concetto che la natura, quello che tu gli prendi, poi se lo riprende Io con gli vedo interessi. tanti ragazzi che si approcciano alla lirica e che magari con voci importantissime, interessantissime, e che durano 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, dopodiché spariscono. Ecco, Pro- questo per me è deleterio. Proprio perché dici, rovinano le loro corde vocali ed è irreversibile Esatto, quello. sì. Sì, noi non abbiamo la capacità, la possibilità di sostituire le corde vocali come sulla chitarra Una o il chitarra. violino o il pianoforte. Le nostre corde vocali, una volta che si allentano, sono allentate, punto e basta. E il futuro della musica lirica come la vedi? Se io vado a vedere una bohème e vedo che viene cantata nello stesso modo, come se fosse uno stampino, perché le note sono quelle, perché le parole sono quelle, perché i personaggi sono quelli, la vedo una volta, la vedo due e poi dico basta. No? Invece la realtà sarebbe questa, perché si parla della norma della Callas. La norma è la norma di Bellini, le parole sono quelle, il testo è quello, i personaggi sono quelli, le note sono quelle. Ma perché la capacità della Callas di fare suo il personaggio e creare un personaggio Il diverso. valore aggiunto da lei praticamente. Ecco, ma secondo me è questo che la diversità che deve esserci. Oggi si tende a voler fare i cantanti, ma i cantanti è diverso essere cantante e essere artista. È vero. Perché il cantante canta quello che è scritto, punto e basta, non tiene conto delle didascalie, non tiene conto di quello che è oltre il suo pentagramma, per esempio gli strumenti che l'autore mette nell'orchestra, perché per esempio c'è l'utilizzo del clarinetto o dell'oboe? Perché per la malinconia, per la tristezza. Allora, se tu mi vuoi cantare la tristezza e l'autore lo vuole, bisogna che tu dia alla voce anche questo tipo di... E conosci anche molto bene la musica. Beh, penso che per un cantante dovrebbe essere... Però, per esempio, mi ricordo Pavarotti non conosceva la musica. Ma neanche io, me la sono studiata da solo. Ah sì? Ma conoscere la musica non significa saper leggere Uno spartito. uno spartito, significa saperlo interpretare, è ben diverso. Significa sapere quali sono l'abbinamento, avere una lettura in verticale, non in orizzontale. Il cantante spesso e volentieri si guarda il suo rigo e il resto non conta. Invece no, il cantante è sopra l'orchestra, è vero, ma è qui, non è estrapolato. Capito? Deve Quindi essere. deve sapere, Deve coordinarsi. deve coordinarsi con l'orchestra. Se io ascolto E Luciano le Stelle, la prefazione di questa aria è fatta col clarinetto, no? Sì. Che è malinconia. Questo è Luciano le Stelle, uno la canta senza analizzare il testo, ma il carceriere gli ha dato 1 ora di tempo. Quest'ora si consuma in 1 minuto e mezzo di musica, perché dopo dice l'ora è fuggita e muoio disperato. Quali sono i cardini di questo minuto e mezzo? E lucevano le stelle, io lezzava la terra, stridea l'uscio dell'orto,
entrava Ella Fragrante, mi cadeva fra le braccia. Cioè, voglio dire, sono i cinque sensi. Io parlo ai cantanti, anche quelli più importanti, quelli affermati, e se ne accorgono dopo che io Che gliel'hai sottolineato. gli ho sottolineato queste cose qui, quello che loro stanno cantando. Allora vedi che il pentagramma Sì. non c'è il testo, non c'è nulla, E non c'è il verticale. c'è solamente io devo cantare. Sì, sì. Capisci? E allora ecco la diversità tra il cantante e l'artista. Capitani coraggiosi, le aziende e i manager che fanno grande l'Italia.